Allargarsi dalle piastre. Togliti. Niente. Thank you, Mark. In acqua c'è la prima serie maschile, si assegnano le prime medaglie anche per il settore maschile. In acqua abbiamo tutti atleti nati nel 2003, atleti categorie esordienti A. Si conclude la frazione farfalla 1.06.81 Igit Alsan, dalla quarta corsia 1.09.80 Mustafa Kemer, Lucio Massimo Orlandini in terza posizione 1.10.36. Igit e Mustafa in quarta e quinta corsia sono atleti del team Turchia, rappresentativa turca presente qui a Treviso in questa seconda edizione, così come vedremo più avanti anche atleti dell'Egitto e del Sudafrica. Igit Alsan 38.63 il suo primo 50 della frazione dorso, ultime bracciate per lui prima di passare alla rana. Siamo alla virata di metà gara, quella dei 200 metri, 37.75 quest'ultimo tratto di 50 alle sue spalle. In seconda posizione Mustafa Kemer 39.57, in terza posizione Lucio Massimo Orlandini dalla terza corsia 41.40 al suo secondo 50 dorso. In corso la frazione rana. Igit Alsan 43.58 il suo primo 50 della frazione rana. Siamo alla virata dei 300 metri, 44.26, 3.51.03. Seconda posizione Mustafa Kemer 45.18, 3.57.77, poi sale in terza posizione dalla sesta corsia Hamza Yavuz, anche lui atleta della Turchia, 4.08.30, ultime due vasche a stile libero. Ricordando che il tempo che guida la classifica al momento è quello di Davut Erdogan, 5.26.13, vincitore della seconda serie. Premiazioni anche di questa prova che verranno effettuate al termine dei 50 rana maschili, con Alsan 32.08 il suo primo 50 a stile libero, Kemer 36.10.
Chiamami Stefano. Intanto Stefano dal giudice arbitro, Stefano atteso dal giudice arbitro. E dunque ultime bracciate per aggiudicarsi questa prima serie. Higins Hassan 4,54 e 35. Mustafa Kemer 5,08 e 98 in seconda posizione. In terza posizione Hamza Yavuz, quindi tripletta turca in questa specialità, chiude in 5,17 e 33 in terza posizione. Alla partenza dovremmo avere la terza serie 400 misti assoluti femminili.